sì. Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ferrofini dalla sala Oriana Fallaci, sala stampa del Consiglio regionale del Veneto. Oggi presentiamo la 40ª edizione della Festa della Trebbiatura di Campodoro in provincia di Padova e lo facciamo assieme al presidente della prima commissione consigliare, Luciano Sandonà. L'evento è stato promosso e voluto anche dal vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo, di cui adesso leggo un intervento, un contributo, dato che Enoch Soranzo per impegni istituzionali non è potuto essere presente oggi, ma ha voluto lasciare un proprio contributo che vado a leggere. Care amiche e cari amici, questa, la festa della Trebbiatura di Campodoro, non è solo una festa, è un ritorno a casa, è la memoria che torna a battere forte nel cuore della nostra comunità. La Trebbiatura, per chi è nato in campagna o ci ha camminato accanto, non è un semplice gesto agricolo, è l'odore della paglia, il rumore delle macchine che scuotono l'aria, le mani sporche di polvere e grano, i volti segnati dal sole e dalla gioia. È il momento in cui la terra restituisce il frutto del lavoro e si trasforma in pane, in famiglia, in vita. Qui a Campodoro, da oltre 40 anni, custodite con amore questo rito antico e ogni anno, con questa festa, ci ricordate da dove veniamo. Ci insegnate che le radici non si dimenticano, che l'identità non si svende, che la dignità del lavoro è il seme più prezioso del nostro Veneto. Grazie per questo esempio. Grazie perché, mentre il mondo corre, voi fermate il tempo e ce lo restituite pieno di senso. Con affetto e orgoglio, buona festa della Trebbiatura a tutti. Il vicepresidente del Consiglio regionale Enoch Soranzo. E adesso do la parola a Luciano Sandolà, che assieme a Soranzo ha voluto fortemente e promosso questo evento che vuole celebrare una delle feste con più tradizione e storia del nostro Veneto. Grazie, buongiorno anche da parte mia, benvenuti qui in Consiglio regionale a casa di tutti i veneti, come amiamo dire quando accogliamo delle delegazioni al nostro territorio così gradite e così importanti come quelle di oggi. Mi associo anch'io al saluto di benvenuto del vicepresidente del Consiglio regionale Soranzo, che ha fortemente voluto anche lui questa iniziativa di oggi. Saluto il sindaco Gianfranco Vezzaro, presente qui con noi oggi, Giampaolo Filippi, l'organizzatore e la mente, il deus ex machina della Festa della Trebbiatura da 40 anni, quindi un grande merito, un grande applauso a lui e a tutti i volontari che si impegnano, e sono tantissimi, per la festa, al Presidente del Consiglio Comunale, al Vice Sindaco Mara Busata, presenti qui insieme con noi oggi. Introduco solamente l'argomento dicendo una festa importante, una delle feste principali della provincia di Padova, sicuramente una delle feste più grandi, dei momenti più importanti dell'Alta Padovana e di sicuro legata alla Trebbiatura è quella più importante a livello padovano e anche veneto. Questo per merito di un'associazione che è cresciuta nel corso degli anni, guidata sempre da Giampaolo Filippi, e che ha proposto tantissime iniziative. L'iniziativa centrale è quella della mostra di trattori d'epoca e dei trattori d'epoca e delle trebbiatrici d'epoca, quindi con la dimostrazione sul campo fatta
che è un momento clou della manifestazione da tantissimi anni, ma poi dei Landini d'epoca, di tutte quei trattori che non abbiamo, e quelle macchine d'opera che non abbiamo occasione di vedere da nessuna parte, devo dire, solo a Campodoro, perché io ho visto dei modelli americani, dei modelli tedeschi, dei modelli dell'estremo oriente che non ho visto da nessuna parte, li ho visti solo a Campodoro. Oltretutto funzionanti, ed è stata un'emozione vederli, perché ci riporta, come diceva prima nel discorso d'apertura il vicepresidente Soranzo, a quella che è tutta la nostra storia, da dove veniamo tutti dal settore dell'agricoltura, dal settore primario, e tutto il Veneto, questo Veneto florido, economicamente scoppiettante degli ultimi anni, però alla sua base nell'agricoltura, e questo dobbiamo ringraziare questa festa che ci riporta a quell'epoca e a quelle tradizioni, ma anche con un occhio al futuro. Ci riporta quest'anno in particolare, chiudo il mio intervento, con i braccianti d'epoca, che ci lega, diciamo, a tutto l'esodo istriano-dalmato, che è stata una pagina dolorosa per la nostra storia. Devo dire che è ancora una ferita aperta, perché i confini orientali del nostro paese sono una ferita aperta nel nostro paese. Sentivo qualche giorno fa una lezione, una lexio magistralis di uno storico, molto equilibrato peraltro, che ci ha riportato a quello che è, insomma, un'eredità che ci è stata lasciata dalla storia, e anche in questo la festa della Trebbiatura quest'anno, legandoci appunto ai braccianti dell'epoca, ci riporta all'esodo, al grande esodo dei dalmati e degli istriani, e quindi ci saranno delle iniziative particolari di cui ci parlerà il sindaco e il presidente dell'associazione. Voglio solo ricordare che l'anno scorso è stata dedicata una grande mostra delle iniziative invece ai Veneti nel mondo, a quello che è stato l'esodo invece dei Veneti, un'altra pagina della nostra storia, dei Veneti verso le Americhe, ma anche verso, diciamo, all'interno del nostro paese, in Italia. Ricordiamo le bonifiche in terra toscana, nella Maremma, nell'Agropontino, in Sardegna, e tutti quelli che sono il sangue del nostro sangue, i nostri fratelli veneti che vivono all'estero e che sono stati riportati, ricordati e riproposti, direi in maniera esemplare, nella festa della Trebbiatura dell'anno scorso, e quindi anche di questo ve ne siamo grati. Ecco. Quindi non mi resta che chiamare qui con me il sindaco Gianfranco Vezzaro e Giampaolo Filippi per l'introduzione, per la presentazione della vera e propria festa, che quest'anno sarà di 2 settimane, quindi insomma sarà particolarmente nutrita e importante. Prego. Franco, vai di là. Grazie, buongiorno, io sono il sindaco di Campodoro, Gianfranco Vezzaro. Oggi siamo qua, ringrazio la Regione del Veneto, voglio ringraziare il Presidente della Prima Commissione Luciano Sandonà e il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto Enoch Soranzo. Ho sentito bellissime parole nel comunicato stampa di Enoch e ha centrato proprio quello che è il nostro obiettivo. La nostra non è una semplice festa paesana, ma è una festa che vuole far riscoprire le nostre tradizioni, ma soprattutto le nostre radici. Noi veniamo dal mondo dell'agricoltura, veniamo dal mondo della terra, tuttora siamo legati al mondo della terra, però, come diceva nel comunicato stampa il consigliere Soranzo, il mondo corre a una velocità stratosferica e quindi non ci fermiamo mai a pensare quello che è stato il passato, ma quello che è anche il presente, perché l'agricoltura comunque è un settore importantissimo sia del Veneto che della nostra cara Italia. Allora, festa della Trebbiatura, anzi voglio ringraziare anche il vice sindaco che è qui con noi, Mara Busato, e il presidente del consiglio comunale Denis Carmignotto, e il presidente dell'associazione Amici della Trebbiatura Paolo Filippi, che è qui a fianco a me. Allora, l'evento, diciamo, si svolge in 2 fine settimana. L'evento parte il
dal 20 al 22 giugno, che sarà un preludio alla festa della Trebbiatura, e poi la vera festa della Trebbiatura sarà dal 26 al 29 giugno. Dal 20 al 22 però ci sono importanti appuntamenti per il Comune di Campodoro, perché abbiamo organizzato, come diceva prima il consigliere Sandonà, abbiamo organizzato delle mostre, e non solo delle mostre. Avremo dei convegni dove ci saranno presentazioni di libri, avremo ospiti Giulio Alfieri che presenterà il suo nuovo libro, Questo piatto di grano, e avremo il sabato, il 21 giugno, il senatore Roberto Menia, che è stato il padre del riconoscimento del giorno del ricordo del 10 febbraio. E quindi insomma ospiti importanti su temi che sono temi che ci interessano, cioè i temi veri poi della festa della Trebbiatura, cioè il tema culturale della festa della Trebbiatura. Quindi dal 20 al 22 parleremo appunto di queste tematiche. Ci sarà naturalmente lo stand gastronomico, ci sarà tutta la parte folcloristica della festa della Trebbiatura, però noi saremo concentrati sulla parte culturale della festa della Trebbiatura. Poi la festa della Trebbiatura si aprirà dal 26 al 29 con la mostra dei trattori, quindi avremo trattori della fine dell'Ottocento, primi del Novecento, parleremo, ci sarà, come dire, dei momenti interessanti perché si parlerà della meccanizzazione dell'agricoltura in Italia. Avremo delle trebbiatrici perché faremo la trebbiatura direttamente lì di fronte allo stand gastronomico, e quindi si vivrà in diretta quella che era la trebbiatura del passato. Avremo delle macchine a vapore, che anche l'anno scorso avevamo delle macchine a vapore, pezzi unici, come ricordava prima il consigliere Sandonà. Insomma, siamo diventati un punto di riferimento non solo veneto, ma anche italiano per la festa della Trebbiatura. Ecco, siamo cresciuti tantissimo grazie alle idee di Paolo Filippi, perché poi alla fine, voglio dire, il format è suo e ogni anno si inventa qualcosa di nuovo, ma qualcosa che contribuisce sempre di più poi per arrivare a quelli che sono i nostri obiettivi. Che dire, ci sarà chiaramente festa, avremo dei gruppi musicali ogni sera, quindi per allietare i nostri ospiti, stand gastronomico naturalmente con prodotti tipici locali. Quest'anno avremo anche delle novità e quindi noi siamo pronti, siamo carichi. È come dire, un impegno, perché non è semplice per un piccolo comune come il nostro, però grazie alla collaborazione di tanta gente, di tanti volontari che ogni anno ci danno una mano, tutto questo dopo diventa realtà, e quindi per noi è importante come amministrazione comunale, è importante per i cittadini di Campodoro. È la festa di Campodoro, la festa della Trebbiatura è la festa del comune di Campodoro e siamo riconosciuti dappertutto per la festa della Trebbiatura. Ecco, io magari per i dettagli lascerei la parola a Paolo Filippi, anzi no, devo fare un ultimo passaggio importante. Abbiamo fatto un progetto grazie al vice sindaco Mara Busato in collaborazione con le scuole di Campodoro, abbiamo un polo scolastico bellissimo nuovo, abbiamo fatto un progetto. Il progetto si chiama Il viaggio del chicco del grano, curato appunto dall'assessore alle scuole nonché vice sindaco Mara Busato, e il sabato 21 giugno ci sarà alle ore 10 la consegna di un mazzo di spighe agli alunni che hanno seguito un percorso proprio dalla semina poi al raccolto del grano. Oltretutto alla festa della Trebbiatura quest'anno avremo anche un volontario che mette a disposizione un forno, e quindi ci sarà anche la panificazione del pane, questo per far vedere ai bambini proprio tutto il percorso del grano, quindi dalla semina alla trebbiatura e poi alla lavorazione per diventare cibo che ogni giorno mangiamo sulle nostre tavole. Ecco, io lascerei la parola adesso al presidente dell'Associazione Amici della Trebbiatura, Paolo Filippi. Grazie. Allora, buongiorno, Giampaolo Filippi, presidente dell'Associazione Amici della Trebbiatura. Sì, stiamo festeggiando i nostri primi 40 anni, che non è poco, però posso chiamarla festa Trebbiatura aperta perché non abbiamo mai messo confini sui volontari, sul modo di pensare, su quello che qualsiasi persona poteva integrare su questa festa. Difatti oggi io
Sì, poi mi dicono che sono orgoglioso, però è vero, sono molto orgoglioso, perché contiamo collaboratori da provincia di Treviso, di Vicenza, di Venezia, di chiaramente padovani anche, no? Ci mancherebbe. E questo è l'orgoglio di aver seminato qualcosa di importante, perché non ci siamo limitati a mettere delle macchine sotto un campanile, ci siamo esaltati nel proporre anche altre iniziative che un po' ricordava il sindaco. La storia dei bambini è la storia più importante che ci sia. Essere andato, io personalmente, con un agronomo nelle classi di bambini di prima, seconda, terza elementare, così, e a seminare il grano con loro è stata un'esperienza bellissima, no? Perché hanno una valigia di richieste, di domande da fare, che poi anche voi ci mettono anche in difficoltà, perché ci fanno delle domande le più strane, no? Poi siamo andati a visitare il frumento che nasceva, siamo andati nei campi, l'abbiamo visto crescere, nascere, fino a che oggi è il momento della mietitura. Allora noi consegneremo un mazzo di spighe sabato, è un mazzettino piccolino chiaramente, se lo porteranno a casa, lo studieranno, lo coccoleranno, poi lo riporteranno la settimana successiva. Faremo trebbiatura con loro, ci saranno delle macchine piccole messe a disposizione apposta per loro, e in più daremo il grano che ricaveremo, glielo regaleremo, se lo porteranno a casa, così potranno ripartire con la semina, no? Anch'io stesso ho capito tante cose, che da un chicco di grano possono nascere 3 spighe c'è una moltiplicazione molto importante. Diamo spazio soprattutto all'esaltazione della festa Trebbiatura, 40 anni, per cui la Trebbiatura sarà il punto principale, no? Su quello che riguarda la parte folcloristica. Per cui porteremo la battitura battere il frumento, no? Con i coresati, i bastoni che battevano il frumento. Faremo questa esibizione con delle persone addestrate, poi porteremo con le prime trebbiatrici, quelle manuali a mano, dove si girava con la forza dell'uomo. Passeremo alla trebbiatrice un po' più sofisticata, che girava con la forza dell'animale. Poi andremo sulle macchine, un po' le trebbiatrici più diciamo anni 40-50, fino a finire le prime meti trebbie. E noi ci fermiamo lì. Avremo un campo pieno di queste macchine dove andremo a esaltare proprio trebbiatura del grano. Il laboratorio di panificazione l'ha già spiegato il sindaco, per cui è una cosa importante per i bambini, che sono una spugna di assorbimento di idee e di storie. Poi uno, a volte mi dicono, ma perché poi ti perdi a fare le mostre? No, perdi tra virgolette, no? Noi abbiamo raccontato, io per primo, la storia della meccanizzazione dai primi Novecento in poi. Però voglio ricordare, mi ricordo a me stesso soprattutto, che c'era l'uomo prima, c'era l'uomo durante e c'è l'uomo ancora adesso. E c'è stata una grossissima sofferenza per il lavoratore del campo, dove l'unico orologio era il campanile, oppure il pollo, il gallo che cantava il mattino per alzarsi, per andare nei campi a lavorare, tutto in modo molto manuale. Allora questa è una storia che va comunque riscritta no, perché la conosciamo un po' tutti, noi di una certa età. Però i bambini non sanno cos'è sta roba qua. Allora il portare in auge anche questi movimenti, no? La povertà che c'era nel nostro territorio, nella nostra regione, che era una delle regioni più povere d'Europa, almeno dicono, e la necessità di sfamare la famiglia, di cercare sistemi diversi, per cui ecco, i braccianti veneti, a parte quelli che sono andati nelle Americhe e in giro per il mondo a trovare fortuna, ma quelli che sono adoperati per andare nelle bonifiche, nelle grandi bonifiche, perché l'Agro Pontino è stato bonificato, ma con tanti sacrifici, con tanta durezza, e lo stesso Alborea, in Maremma forse un po' meno, però anche lì tantissimi sacrifici. No? Questa gente va ricordata, se no sono messi nel dimenticatoio. Oggi loro stanno bene e il loro stare bene ha creato il nostro benessere, perché se non fosse così saremmo comunque tutti quanti nelle condizioni che ci si trovava tanti anni fa. Vi invito a visitare la nostra mostra, perché fa proprio un percorso su questo, no? Dal momento della partenza, l'entusiasmo di partire, la paura di partire, dove andare, quello che hanno trovato là, e poi la cosa che mi soffermo di più, e per questo noi presenteremo un docufilm che abbiamo realizzato, lo presenteremo venerdì sera in prima edizione, cioè in prima serata, così lo vedremo per la prima volta, scusate, che racconta un po' la storia di queste persone, perché io ho anche un ricordo personale, sono partiti per andare via con l'idea di tornare a casa, perché poi vado lì, lavoro,
sfamo la famiglia, mi faccio la casa, mi ritorno nel mio paesello. No? Quante persone sono morte via, non sono più tornate, perché quei lavori difficili che facevano non è che durassero 100 anni, no? Avevano una vita abbastanza breve. E allora vogliamo raccontare proprio questo momento. No? E io un giorno mi sono soffermato con una persona molto importante per me, era uno che mi dava delle indicazioni, ho detto, ma senta, come possiamo dire che uno parte, va via, viaggia, lavora, poi spera di tornare a casa, non ci ritorna perché comunque muore via e viene sepolto su una terra straniera. E lui mi dice, guarda che la terra nutre e la terra ti accoglie, per cui non ci sono confini sulla terra, questo è vero. E questo mi ha dato molto sollievo, no? Perché vuol dire non è che uno sia sprecato, buttato via, sì, ha finito la sua vita, però comunque la terra lo ha accolto. Poi, legando sempre il discorso dei braccianti, vogliamo raccontare un po' la storia di questi esuli che sono dovuti scappare dall'Istria, ma soprattutto quelli che lavoravano la terra, che non avevano niente a che fare con il mondo del politico e quello che succedeva in quel periodo lì. E hanno abbandonato tutto per trovare un po' un altro modo di vivere su un'altra terra straniera, perché poi tante volte l'Italia si è dimostrata una terra straniera anche per loro. No? Per cui è una catena, no, che gira i contadini, il mondo dei braccianti e sti esuli che sono partiti. Ecco, su questo noi faremo un'altra bella mostra dove andremo a ripercorrere in qualche modo il percorso che hanno fatto questi. Io mi fermo qua, poi c'è un programma molto dettagliato, si può vedere sui nostri social. Grazie a tutti.